Buonasera e benvenuti al TG Sicilia, le principali notizie di questa edizione. Colpiti da un'improvvisa fiammata mentre eseguivano la rimozione di un impianto di carburanti dismesso nella caserma dei Carabinieri di Acireale. 2 operai ricoverati in terapia intensiva. E la morte l'abbiamo saputo solo dopo 13 ore. Questo è il racconto dei parenti di una donna deceduta al civico di Palermo che risponde: abbiamo provato ad avvisarli invano al telefono. A Catania è alta la tensione dopo l'omicidio nel parcheggio e le sparatorie notturne in serie. Ai nostri microfoni il prefetto Signoriello, pronte azioni per aumentare la percezione di sicurezza in città. A Palermo contrasto difficile all'illegalità di strada. Nel weekend le forze di polizia hanno cinto d'assedio 2 aree della Movida. I malavitosi si sono spostati altrove mentre lo facevano, hanno danneggiato l'illuminazione pubblica per agire indisturbati. A Augusta sono 4 i dirigenti dell'Ecomac indagati per l'incendio colposo per il rogo di luglio. A Mellilli e Villasmundo, comuni vicini all'impianto che smaltisce rifiuti differenziati, si era diffusa diossina. Calciomercato chiuso, il Palermo non chiude operazioni in entrata nelle ultime ore. Nei prossimi giorni potrebbe però attingere al mercato degli svincolati per prendere un portiere da affiancare a Joronen. Sessione estiva conclusa anche in Serie C. Il Catania acquista e cede in prestito alla Ternana la punta Simone Leonardi. Buglio, che i rossazzurri avevano trattato, va al Catanzaro. Frascatore si accasa la Salernitana, sarebbe arrivato in caso di partenza di Allegretto. Silvestri va alla Triestina. Bentrovati, come avete sentito dai titoli, 2 operai sono in gravi condizioni. Ad Acireale sono rimasti ustionati da una fiammata mentre rimuovevano un impianto di carburanti dismesso nel cortile della caserma dei Carabinieri. Sono ricoverati in prognosi riservata al Cannizzaro di Catania. Angelo Gagliano. La fiammata all'improvviso li ha travolti. 2 operai di un'impresa stavano lavorando alla rimozione di un impianto di carburanti dismesso nella caserma dei Carabinieri della compagnia di Acireale quando sono stati investiti dalle fiamme. I 2 tecnici, 57 anni e 60 anni, soccorsi dai Carabinieri, sono stati trasportati in ambulanza all'ospedale Cannizzaro di Catania, dove sono tuttora ricoverati in prognosi riservata. Entrambi hanno riportato ustioni di secondo e terzo grado su torace e arti superiori. Il più giovane, quello che era più vicino al punto da dove è partita la fiamma, anche al volto. Dopo essere entrati al trauma center dell'ospedale Cannizzaro e presi in cura dagli specialisti del centro ustioni, sono stati trasferiti nel reparto di rianimazione. L'incidente è avvenuto in tarda mattinata, lavoravano da poco per un intervento dentro la caserma che era stato pianificato da tempo. Ancora da accertare le cause dell'ennesimo incidente sul lavoro. La provincia di Catania conferma la maglia nera per infortuni sul lavoro rispetto al resto dell'isola. Ci spostiamo a Palermo, una donna muore all'ospedale civico e i parenti vengono a sapere del decesso dopo oltre 13 ore. La denuncia è del cugino della donna. L'ospedale replica così: abbiamo provato ad avvisare i parenti ma non rispondevano al telefono. Il servizio di Marco Gullà. Abbiamo saputo della morte della nostra amata Rosa soltanto dopo 13 ore dal suo decesso. È la denuncia di un uomo, Giusto Santoro, cugino di una 62enne morta nella notte tra venerdì e sabato, poche ore dopo il ricovero al civico di Palermo. La donna si era sentita male a casa venerdì ed era stata portata dal 118 in ospedale, dove era stata ricoverata in terapia intensiva. Da quel momento Santoro non ha più avuto notizie, solo il giorno seguente ha raccontato: andando a trovarla in ospedale ha scoperto che era morta. E poi alla fine un'anima pia, che non era neanche un medico, facendo delle indagini per conto suo, qualche telefonata e quant'altro, è riuscito a sapere che era morta durante la notte e che l'avevano portata alla camera mortuaria. Un lasso di tempo abbastanza consistente, oltre mezza giornata senza avere notizie della familiare, che invece era già morta. Faccio la parte dell'avvocato del diavolo. Hanno scritto male il mio numero, gli operatori del 118, chiamavano un altro numero. Ma l'indomani non può trovare giustificazione che mi si dica: non abbiamo nessuna paziente con questo nome. Il civico replica sostenendo che al numero di telefono fornito dai familiari nessuno rispondeva. Resta comunque il dolore dei parenti della donna. Andremo avanti, vogliamo sapere cosa è successo, dicono.
Non voglio che altra gente passi lo strazio che abbiamo provato noi, entrando in camera portuaria e trovando mia cugina, mia sorella per me, perché io l'ho chiamata sempre sorella, in un sacco nero, buttata a oltre 12 ore. Torniamo adesso a parlare dell'alta tensione che si è sviluppata a Catania dopo l'omicidio nel parcheggio di Corso Sicilia e la serie di sparatorie notturne. Luca Ciliberti nella sua intervista ha chiesto al prefetto di Catania Signoriello della situazione legata alla sicurezza in città. Ascoltiamo. Gli ultimi episodi di criminalità certamente hanno alzato l'allerta sicurezza in città. Catania è città sotto controllo da parte delle forze di polizia. Il totale dei reati nel primo semestre 2025 rispetto all'anno precedente si è ridotto del meno 21,27%. Tutte le operazioni che voi portate a termine in realtà sembrano veramente troppo poche rispetto a quello che succede. Diciamo, è utopistico immaginare che le attività di prevenzione anticrimine possano non fare accadere nulla. Diciamo che si previene la maggior parte dei reati. Quelli che comunque avvengono devono richiedere risposte pronte, ma lei giustamente ha citato questo ultimo episodio, questo omicidio terribile, peraltro insomma in una zona di centro di Catania, eppure le faccio considerare come poi alla fine l'omicida, o comunque presunto omicida fino alla conclusione delle attività giudiziarie in corso, cioè sia avvenuta a una distanza temporale così breve, cioè da fare capire che il sistema di risposta in realtà funziona. In tanti chiedono l'esercito, la presenza di più telecamere, può servire questo? Questi servizi che noi definiamo di prossimità vengono già normalmente disposti e infatti soprattutto nei fine settimana i servizi della Movida ci danno in termini operativi insomma grandi risultati. Non c'è dubbio che le telecamere aiutano, abbiamo visto il video dell'omicidio al parcheggiatore abusivo, abbiamo visto anche banalmente l'aggressione al sindaco di Valverde, le telecamere la dicono, le immagini delle telecamere dicono tutto. Non c'è dubbio, io sinceramente sarei per come dire, questo occhio digitale il più possibile diffuso. La Procura di Catania intanto ha depositato la richiesta di convalida del fermo del 37enne etiope accusato di aver ucciso durante una lite per la gestione di un parcheggio un posteggiatore abusivo di 40 anni. Ne abbiamo parlato poco fa nell'intervista. Alessandro Indurre nella zona di Corso Sicilia a Catania. L'indagato, fermato poche ore dopo l'aggressione da carabinieri e polizia, è reo confesso anche se ha sostenuto di avere agito per difendersi. Il ferimento è stato ripreso da telecamere di sistemi di sorveglianza della zona. A Palermo la lotta contro l'illegalità di strada non trova soluzioni definitive. Due diverse operazioni condotte da polizia e carabinieri, una sabato e l'altra domenica, ma ladri e malavitosi che si sono spostati altrove hanno danneggiato anche l'illuminazione pubblica. Maglio Viola. Non c'è pace per la città di Palermo. La risposta all'allarme violenza di strada è venuta nel fine settimana da due diverse operazioni condotte da polizia e carabinieri. 3 locali sono stati chiusi nel corso dei controlli fra venerdì e sabato da parte di carabinieri e agenti della municipale nella zona della Movida, 2 in via dei Chiavettieri, 1 in piazza Sant'Euno alla Magione. Nel fine settimana il centro storico è stato cinto d'assedio dalle forze dell'ordine presenti nell'area della Movida cittadina e del centro storico, con una particolare attenzione alle zone della Vucciria, di Corso Vittorio Emanuele, di via Roma, di piazza San Domenico, di via dell'Argenteria, via Paterna, piazza Caracciolo e intorno a tutti gli assi viari dei Maccheronai, della discesa dei Giudici, di via Lattarini, di discesa Caracciolo, di via Gorizia, di via Cagliari, di piazza Rivoluzione, di via Garibaldi. Sono state complessivamente identificate ben 195 persone e 48 veicoli. Domenica invece è toccato alla borgata di Mondello essere cinta d'assedio e controllata sia sul fronte dello spaccio di stupefacenti che nel rispetto delle norme igienico-sanitarie. Ma mentre le forze dell'ordine cercano di dare segnali forti, in via Giuseppe Bennici invece, nella zona di Corso Calata Fiumita, alla parte opposta della città, si spengono quasi tutti i fari dell'illuminazione pubblica. A causare il blackout, il furto dei cavi dell'impianto di illuminazione. La scorsa settimana un altro furto di cavi era stato scoperto nella zona di Acqua dei Corsari. Gli impianti di illuminazione nel tempo sono stati danneggiati in numerose altre vie. Un doppio problema, ovvero sia il danno economico che il buio che ne deriva e favorisce gli episodi di criminalità di strada.
Ad Augusta sono 4 i dirigenti di Ecomac indagati per l'incendio dello scorso luglio. Le indagini sono proseguite mentre nei comuni limitrofi era scattato l'allarme diossina. Francesco Aloi. Fiamme e fumo non ci sono più, ma il tempo non ha certo cancellato il grosso incendio che ha tenuto col fiato sospeso gran parte del siracusano. Sono 4 gli indagati, tutti dirigenti di Ecomac, lo stabilimento di smaltimento rifiuti distrutto dal fuoco ad inizio luglio. Gli avvisi di garanzia quindi sono partiti. Reato contestato a vario titolo, incendio colposo in concorso. Il lavoro di Nictas e Guardia di Finanza, coordinato dalla Procura, non si è mai fermato. Le indagini a tutto campo, mentre l'opinione pubblica era scossa, tutti preoccupati per le conseguenze del rogo alle porte di Augusta. Le ordinanze dei sindaci dell'Interland che invitavano a restare a casa. Nell'aria, infatti, l'ARPA aveva trovato presenza di diossine al di sopra della norma. E pensare che quello dello scorso luglio non è stato l'unico incendio che ha coinvolto Ecomac. Già nel 2022 un altro rogo, quasi fotocopia, e poi la scorsa settimana, anche se questa volta molto più circoscritto e domato quasi nell'immediato. L'azienda intanto è stata dissequestrata e consegnata ai titolari. 21 anni dopo la sparizione di Denise Pipitone a Mazara del Vallo arriva l'addolorato post dei genitori. Il nostro è un ergastolo del dolore. Paghiamo, dicono, sulla nostra pelle gli insuccessi degli altri. Laura Spanò. Stai zitto. Figlio mio, Eccola Denise Pipitone, come abbiamo imparato a conoscerla in tutti questi anni, da quel mercoledì 1 settembre 2004 quando sparì da via La Bruna a Mazara del Vallo. 21 anni dopo, Piera Maggio, il padre biologico di Denise, Piero Pulizzi, continuano a sperare di ritrovare la figlia. Il dolore non si affievolisce, scrivono, anzi ogni anno si acuisce la sensazione di ingiustizia per chi ha causato sofferenza, mentre noi ne portiamo il peso è straziante. Stiamo pagando sulla nostra pelle gli insuccessi degli altri, un ergastolo del dolore a vita. Nonostante le ricerche immediate, le indagini, il processo, gli avvistamenti, le trasmissioni TV, le interviste, i racconti, le testimonianze, di Denise neppure l'ombra. Il desiderio più grande per i genitori è che la verità emerga per avere un po' di pace. Denise scomparve nell'attimo in cui rimase da sola, dopo che la zia Giacomo aveva richiamato in casa per il pranzo il figlio. La piccola era attesa invece dalla nonna che aveva preparato le lenticchie. La macchina delle ricerche scattò su tutto il territorio nazionale ed europeo. Carabinieri, polizia, SCO, finanza, guardia costiera, vigili urbani del fuoco, volontari, pozzi, anfratti, cave, cimitero, casolari abbandonati. Tra le ipotesi investigative un rapimento per far perdere le tracce della bambina, e tra i sospettati c'erano anche l'ex moglie di Piero Pulizzi, Anna Corona, la figlia Jessica Pulizzi e l'ex fidanzato Gaspare Caleb. La posizione di Anna Corona, accusata di sequestro di minorenne, è stata archiviata dal GIP di Marsala nel 2013. Jessica Pulizzi invece è stata assolta nei 3 gradi di giudizio. Per l'ex fidanzato Caleb è intervenuta la prescrizione del reato. 18 migranti egiziani sbarcati a Lampedusa e trasferiti a Porto Empedocle sono stati inseriti nella procedura accelerata di frontiera. Hanno dichiarato di essere arrivati per motivi economici. Il loro futuro in Italia adesso dipende dalle decisioni della Commissione territoriale. Davide Sarto. Sono arrivati in Italia dichiarando di cercare lavoro e migliori condizioni di vita, ma motivazioni esclusivamente economiche non rientrano nella Convenzione di Ginevra. Per questo 18 cittadini egiziani sbarcati a Lampedusa e trasferiti a Porto Empedocle sono stati inseriti nella cosiddetta procedura accelerata di frontiera. A selezionare i nominativi è stato l'ufficio di immigrazione della Questura di Agrigento. 22 migranti inizialmente individuati, 4 esclusi subito per carenza di requisiti, 18 quelli effettivamente avviati al percorso. Venerdì la Commissione territoriale ha già ascoltato i primi 13, domani toccherà agli altri 5. Questa procedura prevede tempi rapidissimi. Il richiedente viene sentito entro 7 giorni, nei successivi 2 arriva la decisione collegiale.
In caso di diniego scatta l'espulsione, che può essere impugnata entro una settimana, ma senza sospensione automatica. Solo il giudice, infatti, può bloccare il rimpatrio. Gli egiziani sono al momento ospitati nel centro di accoglienza Villa Sicania di Siculiana. Per loro il futuro in Italia dipenderà dalle decisioni che la Commissione territoriale adotterà nelle prossime ore. Il Comune di Catania venerdì e sabato scorsi è stato sotto attacco informatico che ha colpito il sito istituzionale. Sono in corso verifiche su tutti i servizi erogati agli utenti che vengono progressivamente riportati online. A Messina adesso oltre 10.000 kit per la misurazione del tasso alcolico sono stati distribuiti nell'ambito della campagna dell'ASP per promuovere la sicurezza stradale tra i più giovani, nel rispetto di se stessi e degli altri. Francesco Triolo. 25.000 volantini, ma soprattutto 10.400 etilotest distribuiti. Sono i numeri della campagna di sicurezza stradale portata avanti all'ASP di Messina nelle ultime settimane, quelle in coincidenza con l'esodo e il controesodo estivo in cui l'aumento del traffico porta con sé maggiori rischi. Camper informativi in piazze strategiche d'estate come Ganzirri e Torrefara a Messina, i caselli autostradali o gli imbarchi dei traghetti scelti per la distribuzione di materiale divulgativo. Il messaggio che noi vogliamo dare quello più ai giovani oltre che alle famiglie è quello di avere un uso anche responsabile degli strumenti digitali, in particolare del telefonino, una minore distrazione sia quando si guida che quando si cammina, diciamo, quindi anche a chi accompagna l'autista. La risposta è positiva da parte di tutti, quindi della comunità, sia giovani che persone più adulte. La campagna ha lanciato un messaggio chiaro: guidare con prudenza e l'attenzione e il rispetto per sé e per gli altri può salvare delle vite, e particolare importanza ha rivestito la sensibilizzazione nei lidi e nei locali notturni nella zona nord di Messina. Anche il discorso della distribuzione degli alcol test a fine serata è stata una cosa che è piaciuta molto, è diventata anche un po' un gioco, ma allo stesso tempo è servita tantissimo a chi poi di fatto si è messo alla guida di capire effettivamente se era in condizioni o meno di guidare a norma di legge. Da metà settembre partirà quindi la seconda fase di educazione stradale, con attività educative nelle scuole secondarie e distribuzione dei kit per la misurazione del tasso alcolemico in alcune serate nei locali notturni. La pagina della cultura con i suggestivi quadri di Liolà firmati da Mario Incudine si è chiusa al Teatro dell'Efebo la 36esima settimana pirandelliana, una rivisitazione musicale e teatrale dell'opera del premio Nobel. Davide Sarto. Un tripudio di musica, teatro e poesia pirandelliana. Gli spettacolari quadri di Liolà hanno chiuso al Teatro dell'Efebo di Agrigento la 36esima settimana pirandelliana davanti a un pubblico che ha tributato lunghi applausi. Lo spettacolo, firmato da Mario Incudine, ha offerto una rilettura intensa e coinvolgente del capolavoro pirandelliano, fondendo tradizione popolare e innovazione musicale. Per me è una grande gioia, perché Liolà è un personaggio intramontabile, è forse uno dei personaggi più belli di tutta la letteratura pirandelliana. Devo dire che farlo in questo posto per me ha un valore assoluto, quindi musica, le parole di Pirandello. Questa è una commedia musicale, già Pirandello la scrive così, io l'ho rimaneggiata un po', l'ho diciamo riempita delle mie musiche, e devo dire che maneggiare le parole di Pirandello è emozionante. Prima della rappresentazione, gli attori del nuovo piccolo teatro hanno condotto la cerimonia di consegna dei premi Caos Pippo Montalbano. Tra i premiati Camillo Mascolino, Tom Sinatra, Stefano Trizzino e lo stesso Mario Incudine. Un finale che ha suggellato con emozione e applausi la grande festa della parola pirandelliana. Ci fermiamo adesso, piccola pausa per noi, ci ritroviamo dopo per la seconda parte, la chiusura del calciomercato. A fra poco. Ben ritrovati in seconda parte del nostro telegiornale. Seconda parte del nostro telegiornale con il calciomercato in primo piano. Nessun botto finale nel mercato del Palermo. La società rosanero però nei prossimi giorni potrebbe ingaggiare un portiere svincolato da affiancare a Joronen. Marco Gulla.
Nessun botto finale. Il mercato del Palermo si chiude senza ulteriori entrate o uscite. Del resto, il direttore sportivo Carlo Osti aveva già definito gli ultimi affari proprio qualche giorno fa, con le cessioni di Magnani e di Francesco e l'acquisizione in prestito dall'Atalanta dell'esterno Samuel Giovane. Il Palermo probabilmente tornerà sul mercato dei portieri svincolati, ma non c'era fretta di chiudere entro le 20 di oggi. La strategia societaria è chiara: inserire un portiere esperto e immediatamente disponibile che, una volta rientrati titolari, ricoprirà il ruolo di terza o addirittura quarta scelta, assicurando affidabilità. I nomi considerati restano quelli noti. Oltre alla Manna sono ancora in lista Pisseri, Marcone e Perucchini. Rimane inoltre sullo sfondo la possibile opzione Sepe. Resta rosanero anche Verre, però da separato in casa. Il calciatore non rientra più nei piani del club. La squadra godrà ancora di qualche giorno di riposo dopo il pari interno con il Frosinone. La sosta per le nazionali permetterà ad Inzaghi di lavorare in serenità in vista della ripresa del campionato. La Serie C adesso, in casa Catania non arriva a Buglio, la Juve Stabia fa saltare l'accordo e poi cede il giocatore al Catanzaro. Frascatore va alla Salernitana mentre Allegretto resta il rossazzurro, ufficiale l'arrivo di Leonardi che va in prestito alla Ternana. Silvestri va alla Triestina. Sentiamo Francesco Triolo. Il Catania incassa 2 dietro front, uno dopo l'altro nelle ultime ore di calciomercato. Il primo è quello della Juve Stabia che fa saltare l'arrivo in rosso-azzurro di Buglio, con il quale il Catania aveva già raggiunto l'accordo economico e di durata del contratto. I campani hanno deciso di mandare il centrocampista al Catanzaro. Salta anche l'arrivo di Frascatore, che invece ha preferito andare alla Salernitana. Era l'alternativa nel caso in cui Allegretto fosse andato via col Crotone alla finestra. Nelle ultime ore il direttore sportivo Ivano Pastore ha ceduto Chiarella alla Recanatese in Serie D, ma non è riuscito a trovare una sistemazione né un accordo per la risoluzione con De Rose, Luperini e Peralta, che quindi resteranno a Catania fuori lista almeno sino a gennaio, a meno che non intendano andare poi in Serie D anche loro e magari rescindere dopo. In mattinata era stato ufficializzato l'ingaggio di Simone Leonardi, punta centrale di 20 anni, di proprietà della Sampdoria, catanese di nascita, che ha firmato un contratto di 5 anni con i rossazzurri, un acquisto in prospettiva il suo, tanto che è stato girato in prestito secco alla Ternana. Stessa formula anche per il centrocampista Frisenna, che si trasferisce al Siracusa per la prossima stagione con l'obiettivo di giocare con continuità. Il Siracusa, oltre il prestito di Frisenna, ha tesserato il portiere Silla. Per lui si tratta di un ritorno. A Trapani invece arriva un difensore, si tratta di Andrei Motok, moldavo, classe 2002, nell'ultima parte della stagione scorsa alla Virtus Entella. Il calcio giocato adesso, il Siracusa va in vantaggio ma viene rimontato dal Monopoli. Gli aretusei alla loro seconda sconfitta consecutiva si consolano ancora con la buona prestazione fornita. Marco Petrolito. Un Siracusa volitivo, a tratti arrembante, cede nonostante una buona prestazione al cospetto del Monopoli. A Nicola De Simone sono i pugliesi ad avere la meglio, 2-1 in rimonta, al termine di una gara vibrante, ricca di occasioni da gol e che a tratti gli azzurri, soprattutto sull'1-1, sembravano poter riuscire anche a vincere. Gli episodi però, ancora una volta, non hanno sorriso alla squadra di Turati, che dopo i tentativi iniziali di Falzerano per i pugliesi e di Contini per gli azzurri, era passata in vantaggio al 13° grazie al tapin di Capanni all'esordio in maglia azzurra. Immediato il pari del Monopoli, che ha risposto al 14° con il preciso destro vincente di Fall. Siracusa che però nel finale di tempo e soprattutto a metà ripresa ha più di un'occasione per tornare avanti, ma al 67° il bel pallonetto del neoentrato Valente viene neutralizzato in tuffo da Piano. Qualche minuto più tardi, in una delle rare proiezioni offensive imbastite dai biancoverdi nel secondo tempo, l'episodio che decide il match. Falla interviene in ritardo nel tentativo di anticipare Longo in area e l'arbitro decreta il penalty, con lo stesso Longo che dagli 11 metri trasforma con un pregevole cucchiaio. Inutili nel finale gli sforzi profusi dal Siracusa, che ci mette l'anima lasciando il campo tra gli applausi dei suoi oltre 4.000 tifosi, ma che resta ancora, come accaduto a Salerno la settimana scorsa, a bocca asciutta e a secco di punti. Un'ultima notizia di mercato, Diego Peralta infatti lascia il Catania, il club ha reso nota la risoluzione consensuale del contratto con il giocatore. Noi ci fermiamo ancora, ci ritroviamo fra poco. Bene, è davvero tutto per questa edizione, grazie per averci seguito e una buona serata.